si tratta. E, come avete sentito, il webinar sarà registrato per poi permetterlo a disposizione di tutti, anche di coloro che oggi non possono partecipare. Sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa Strategia ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto. Siamo molto contenti di essere qui con voi. Il numero di adesioni della giornata di oggi è importante, onestamente non ci aspettavamo quasi 500 adesioni, quindi vuol dire che il tema è un tema caldo. Prima di entrare nel video della giornata, permettetemi soltanto di contestualizzare un attimo le nostre iniziative. Voi sapete che come Agenda Digitale della Regione Veneto stiamo da molti anni supportando i comuni sul tema della trasformazione digitale. Lo facciamo con un approccio che noi chiamiamo in qualche modo sistemico, olistico, cercando di mettere assieme più livelli, più pillar di intervento. Da una parte mettiamo a disposizione soluzioni tecnologiche per i nostri comuni. Oggi, come sapete, molti comuni veneti, per esempio, hanno delle PEC, delle firme digitali che noi mettiamo a disposizione gratuitamente a loro, ma non solo, abbiamo sistemi per i pagamenti, per il portale, gestione dei back office, tante altre circuito ZTL e tante altre soluzioni che mettiamo a disposizione per i comuni che lo vogliono ovviamente utilizzare. Un altro importantissimo pillar o pilastro della nostra azione è l'attività di informazione, condivisione, supporto e sviluppo delle competenze digitali. Non esiste trasformazione digitale senza un passaggio, un progressivo upgrade delle nostre competenze e come sapete tra evoluzione tecnologica ed evoluzione normativa aveva la necessità costante di essere aggiornati, quindi facciamo un'attività costante da questo punto di vista. Terzo e ultimo aspetto fondamentale su cui teniamo veramente moltissimo, attiviamo percorsi e progetti di trasformazione digitali coinvolgendo il territorio attraverso quello che noi chiamiamo la nostra rete di governance, ovvero in primis l'accordo con ANCI Veneto, poi l'attivazione dei nostri dei SAD, soggetti aggregatori digitali, che svolgono un ruolo importantissimo di coordinamento a livello provinciale, le autorità urbane e anche gli RTD. La sfida è così importante che, e soprattutto il momento è così cruciale, proprio ieri abbiamo realizzato un incontro sul tema PNRR, il ruolo delle imprese ST, anche ieri eravamo circa 150, perché per raggiungere importanti risultati che ci attendono nei prossimi anni, a partire da PNR, ma anche andando oltre con la nuova programmazione europea 21-27, dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare squadra, dobbiamo trovare un modo perché questo ecosistema di attori, ognuno per la propria parte, possa trovare la soluzione migliore e per portare a casa il proprio risultato, sempre nell'ottica di migliorare i servizi verso i cittadini. Quindi grazie ancora per essere qui. Io lascerei la parola a Nicola Freddo, che segue per noi tutto il tema delle competenze digitali nell'ambito degli operatori della pubblica amministrazione. A te, Nicola. Grazie, Luca. Questo di oggi è un evento che fa parte di una serie di strumenti che mette a disposizione la Regione del Veneto per la condivisione e la conoscenza con il territorio della Regione del Veneto. Lo strumento principe per lo sviluppo delle competenze digitali per il territorio del Veneto è la collezione per le competenze digitali, è un'istituzione che trova la presenza di almeno di 115 pubbliche amministrazioni del nostro territorio, con i quali programmiamo annualmente una campagna di diffusione delle competenze digitali. In questa campagna, oltre agli incontri di approfondimento, agli webinar informativi come questo, ci sono tutta una serie di gruppi di approfondimento sui temi della trasformazione digitale. I gruppi sono circa 19, ognuno dei quali tratta argomenti che vanno dalla l'identità digitali e i pagamenti, e uno in particolare in cui Roberto Costantin ci supporta è quello della dematerializzazione dei processi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. All'interno di una serie di incontri di approfondimento sulla dematerializzazione, Roberto ha proposto e ha indicato un tema possibile di approfondimento che era quello della REM, della nuova PEC europea, e siamo stati ben lieti, insomma, abbiamo accettato di buon cuore, insomma, questa possibilità di fare un evento di questo tipo, anche
con il supporto del fornitore Namilia, ma su questi dettagli gli darà poi Roberto, e quindi nell'ambito di questi incontri è nata la possibilità di fare questo evento. Io direi che se non conoscete la coalizione delle competenze digitali, potete accedere al sito della MyExnet regionale, poi in chat vi metterò tutti i riferimenti nei quali sono descritti tutte le attività che facciamo. Vi metterò anche la mail della coalizione, cluster.coalizione@regione.veneto.it, per poter eventualmente avere delle informazioni maggiori sulle iniziative che facciamo e poter aderire ai gruppi di approfondimento o piuttosto alla coalizione nel suo insieme. E infine vi ricordo che tutti i materiali di webinar, di interventi che facciamo sono pubblicati sia nella MyExtranet e poi diciamo la parte di registrazione sul canale Agenda Digitale della Regione del Veneto, in modo che possano essere usufruiti e rivisti anche in un secondo momento. Non vi rubo altro tempo, do la parola a Roberto Costantin e grazie per avermi dato la possibilità di raccontare la coalizione. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Vedo una interessante partecipazione, una numerosa partecipazione, quindi insomma l'argomento è sicuramente di interesse. Un secondo che condivido lo schermo. Allora, faccio un velocissimo, non porterò via molto tempo a chi poi mi seguirà, un veloce excursus storico, se volete. Sicuramente con qualcuno di voi abbiamo iniziato nel 2011, no, a parlare di PEC e di firme digitali. Quelli erano gli anni in cui si iniziava a parlare di questi strumenti, di questi due nuovi strumenti, e si iniziava anche a parlare della dematerializzazione, no, e della digitalizzazione della PA. Ecco, nel 2011 cosa cambia? Cambia che abbiamo fatto il primo bando in cui abbiamo pensato di acquisire anche dei servizi di firma e di firma digitale e di PEC a favore degli enti del territorio. La gara all'epoca è stata vinta e assegnata quindi a Infocer nel 2011, poi nel 2017 è subentrata a seguito una nuova gara, no? È subentrata Aruba, e l'ultima gara nel 2022 ha visto assegnata questi servizi all'RTI composto da Medas per quanto riguarda tutti i servizi di conservazione a norma e a Namiria per quanto riguarda i servizi PEC, firme digitali, certificati SSL e così via. Quindi, come dice, un percorso, un lungo viaggio che abbiamo iniziato nel 2011 assieme e che ancora oggi continuiamo a fare. Nel 2011 l'idea era proprio di portare a conoscenza del territorio e imparare a utilizzare questi strumenti che erano nuovi, appunto la PEC e la firma digitale. Beh, cosa è successo? È successo che in questi 11-12 anni gli enti che hanno usufruito di questi servizi del Veneto sono circa 700 e in totale nei vari anni abbiamo rilasciato circa 6.300 firme e attivate più di 4.000 PEC. Sono numeri importanti, sono strumenti che comunque oggi non sono più una novità, ma sono diventati strumenti di utilizzo quotidiano dei quali non possiamo più farne a meno. Nel percorso di condivisione della conoscenza abbiamo poi organizzato oggi questo evento. La situazione qual è? È questa. Per quanto riguarda la PEC, continueremo appunto anche con la nuova RTI a rilasciare le PEC le regole per il rilascio delle PEC e delle firme sono quelle che trovate nei due link sottoelencati, ma per chi ha già usufruito di questi servizi vi ricordo che si basano, il numero di PEC e di firme che rilasciamo sono basate sul numero della popolazione amministrata. Poi, quindi continueremo ad attivare PEC sul dominio @pecveneto.it, continueremo a rilasciare le firme digitali, però rispetto al passato, che all'inizio nel 2011 rilasciavamo proprio la smart card, no? Tipo un tesserino magnetico. Poi già con Aruba abbiamo iniziato a rilasciare la pennetta USB, il token USB,
e oggi invece siamo passati e rilasciamo esclusivamente certificati di firma remota. Cosa significa? Significa che non c'è un supporto fisico, significa che per poter firmare è sufficiente avere un tablet, un PC, uno smartphone, e non c'è un vero e proprio supporto fisico. Perché? Perché si utilizza un token, un PIN che viene generato al momento, dura di solito una sessantina di secondi e che consente di apporre la firma in tutta sicurezza. Perché questa novità? Perché per motivi soprattutto di sicurezza. Il vecchio sistema, che era appunto basato sulla smart card e su un PIN statico, diciamo che è superato anche dalla tecnologia. Quindi mettiamo a disposizione queste firme. Per i dettagli, per il rilascio, per le modalità appunto per accedere e richiedere il rilascio di questi servizi, vi invito a collegarvi ai 2 link che vedete qui di seguito. Io ora mi taccio, passo la parola a Flavio Fanton, proprio di Namirial, perché a Namirial appunto, come dicevo, nell'ottica, nel percorso di aggiornamento di tutti noi, no? Aggiornamento tecnologico di tutti noi, della conoscenza, della condivisione della conoscenza, abbiamo chiesto a Namirial di organizzare questo webinar. Un webinar che sta avendo successo perché vedo le adesioni, ma che potremo eventualmente replicare per chi non ha potuto partecipare, poi vedremo anche il feedback che riceveremo da voi, anche magari a fine anno. Quindi eccoci, cosa cambia della PEC? La PEC che noi conosciamo oggi, come cambierà? Diventerà la PEC europea, significa che uscirà dai confini nazionali e andrà verso l'Europa, e tutto questo ce lo racconterà adesso l'amico Flavio Fanton di Namirial. A te Flavio. Buongiorno a tutti. Vado a condividere il mio schermo. Ok. Allora, oggi faremo un'introduzione alla REM, quindi parleremo ad alto livello, non entreremo nei dettagli, ma probabilmente è quello che serve alla maggior parte degli utenti. Allora, intanto mi presento, mi chiamo Flavio Fanton, mi occupo di posta elettronica certificata dal 2004, anno della sua sperimentazione. Lavoro in Namirial dal 2016, dove attualmente ricopro il ruolo di Product Manager e sono responsabile del servizio PEC. L'agenda di oggi è questa. Intanto, scusate, volevo anche spendere 2 parole su Namirial, che magari qualcuno non la conosce ancora, perché diciamo un'azienda votata storicamente sul business to business, ma che sta entrando in modo importante anche nel mondo consumer. Namirial è un'azienda di informatica nata all'inizio degli anni 2000, è un fornitore di servizi fiduciari, quindi pensate a SPID, quindi un Identity Provider SPID, un conservatore a norma, è una CA di firma accreditata a norme EIDAS e naturalmente un gestore di PEC. Come dimensione conta circa 800 dipendenti e ha clienti in oltre 85 paesi del mondo. Quindi abbiamo detto che Namirial è un gestore PEC accreditato, lo è dal 2007, offre consulenza tecnica, normativa, progettazione, messa in opera dei sistemi PEC completi, oltre che a assistenza, manutenzione, oltre alla vendita diretta di caselle e domini certificati. La piattaforma adottata da Namirial è sviluppata internamente, questo per renderci efficaci nell'adeguare i sistemi per esigenze normative o per specifiche richieste del cliente. Allora, inizierei a parlare della PEC europea o standard REM, partendo dal contesto normativo. Il contesto normativo ci fa capire da dove siamo partiti, qual è la situazione attuale e quale sarà quella nel prossimo futuro. Dopodiché andremo a vedere quali sono i vantaggi di questo passaggio, come cambiano le procedure per l'utente finale, cosa dovranno fare gli utenti per adeguarsi, per prepararsi a questo evento. Poi ho inserito, diciamo, una slide di flashcard dove ci sono, diciamo, gli elementi che
a mio avviso dovrebbero rimanere in mente, al di là insomma della discussione. Poi ho aggiunto un'ultima slide di FAQ dove ho inserito io delle domande e risposte che ritenevo essere, diciamo, principali, poi mi aiuterete voi ad integrarla. Ok. Allora, partiamo dal contesto normativo. Ormai tutti conosciamo che cos'è la PEC, no? Però diciamo, se vogliamo sintetizzare, possiamo dire che la PEC è un particolare sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita una documentazione elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con relativi istanti temporali. Okay? Il servizio di PEC è vigilato da Agid, l'agenzia per l'Italia digitale, magari ne avrete già sentito parlare, che è un organo manifestazione della Presidenza del Consiglio, che ora se poi volete una, diciamo, definizione precisa potete cercarla tranquillamente su internet, però diciamo che in questo contesto ci basti ricordare che supporta la pubblica amministrazione per raggiungere gli obiettivi della agenda digitale e in generale contribuisce alla diffusione delle tecnologie favorendo così l'innovazione. In particolare Agid per la PEC definisce e mantiene le regole tecniche, gestisce l'elenco dei gestori, quindi ne cura l'accreditamento e la vigilanza. Allora, la PEC da dove è partita? La PEC è definita da un DPR, il numero 68 del 2005, che insieme alle regole tecniche e alle note integrative è stata inserita poi nel decreto legislativo 82, l'articolo 48 sempre del 2005, che è il codice dell'amministrazione digitale, il CAD. Quindi il CAD è un decreto legislativo che contiene le norme sull'informatizzazione della pubblica amministrazione. Poi, diciamo, dal punto di vista del contesto normativo, c'è stato l'evento il 1° luglio 2016 in cui entra in vigore il regolamento europeo 910/2014 che è generalmente chiamato eIDAS, che introduce i servizi elettronici di recapito certificato e qualificato. Troverete magari l'acronimo SERC o SERC-Q. Okay? Le introduce come parte dei servizi fiduciari. No? Quando pensate a un servizio fiduciario pensate alla marca temporale qualificata oppure alla firma digitale. Dopodiché nel tempo, a fronte di l'uscita del regolamento, e poi ricordiamo che il regolamento dal punto di vista della scala gerarchica, quindi come importanza della norma, è sotto solo alle leggi costituzionali, quindi diciamo, è molto importante e gli Stati membri sono obbligati a recepirlo. Quindi a fronte di eIDAS ci sono state nel tempo alcune modifiche al CAD, fino ad arrivare all'ultima, che corrisponde al 2018, la 135, la riporto perché è importante per noi in questo momento, che recita le disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 5 dell'articolo 8 dice che con DPCM saranno adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata al regolamento eIDAS per i servizi elettronici di recapito certificato e qualificato. A far data dall'entrata in vigore di tale DPCM, la PEC sarà abrogata. Okay? Quindi diciamo è fondamentale, no? Dice cose importanti, sostanzialmente quindi sono due le cose che dice: uno, che la PEC verrà sostituita da un servizio elettronico, il SERC qualificato, e che poi questo avverrà in un preciso momento, cioè non ci sarà un periodo transitorio dove sia la PEC sia l'AREM avranno validità. Quindi adesso in questo momento siamo in attesa di tale decreto che indicherà la data in cui i servizi elettronici di recapito certificato e qualificato avranno valore legale nei termini dei servizi qualificati a norma eIDAS in sostituzione della PEC. Quindi siamo obbligati per legge
a passare alla REM. Adesso vediamo brevemente che cosa dice il regolamento. Abbiamo detto che è entrato in vigore nel 2016, introduce il servizio certificato e il servizio qualificato attraverso due articoli piccoli ma fondamentali. L'articolo 43 e l'articolo 44 appunto della sezione servizi elettronici di recapito certificato, e in particolare l'articolo 43 dice che gli effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati, cioè non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova, ok? Mentre i dati inviati e ricevuti mediante i servizi qualificati godono della presunzione di integrità dei dati, dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell'ora di invio e della ricezione indicate appunto dal servizio qualificato. Quindi la PEC soddisfa i requisiti EIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non per quelli qualificati. E il CAD, l'ultima modifica del CAD, ci dice appunto che li deve soddisfare invece per i servizi qualificati, quindi c'è da lavorare. Ecco. Mentre l'articolo 44 è focalizzato sui servizi qualificati e dice che sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati. Benissimo, quindi il gestore che eroga il servizio deve essere qualificato, quindi il processo di accreditamento che adesso è governato dalle norme nazionali cambierà e sarà normato da degli standard internazionali, quindi diciamo più ristretti, più stringenti. Dopodiché i servizi qualificati garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente, punto B, e punto C anche l'identificazione del destinatario. Quindi questi sono aspetti che differiscono dalla PEC attuale, perché come sapete quando ricevete un messaggio di PEC voi avete certezza dell'indirizzo del mittente, ma non c'è certezza del titolare che sta dietro a quell'indirizzo mittente, ok? Mentre passando alla REM questo cambia. Poi ci dice al punto D, l'invio e la recensione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato, quindi la differenza fra sigillo e certificato è, magari per chi usa la firma digitale già lo sa, la firma digitale è intestata a un soggetto persona fisica, mentre il sigillo è uguale, però è intestato a un soggetto persona giuridica, quindi il processo di emissione che va a verificare l'identità cambia, ok? Dopodiché il punto è qualsiasi modifica ai dati necessari al fine di inviarli o ricevere è chiaramente indicata al mittente o al destinatario degli stessi. Questo è qualcosa che conosciamo già con la PEC, perché la PEC diciamo, è soggetta a firma e quindi la verifica del processo di firma ci informa se i dati sono stati modificati nel tragitto dall'invio alla ricezione. Dopodiché il punto F, anche questo è importante, la data e l'ora di invio e ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata. Quindi in questo momento gli istanti che sono contenuti all'interno della PEC sono riportati così come un'informazione secca, mentre per la REM saranno riportati attraverso una marca temporale qualificata. Nel caso in cui l'informazione debba transitare tra più gestori, è necessario che tutti i gestori siano qualificati, e questo lo conosciamo approssimativamente anche con la PEC. Vediamo adesso che cos'è ETSI, ok? Perché a volte sentiamo parlare di EIDAS, a volte sentiamo parlare di ETSI, eccetera. Allora, ETSI è un organismo europeo che si occupa della definizione di standard internazionali nel campo appunto delle telecomunicazioni. Abbiamo spesso a che fare con i suoi lavori, pensate per esempio ai cellulari, gli standard GSM, UMTS, GPRS sono stati
prodotti da ETSI, quindi è diciamo un organismo molto importante. E nel caso specifico, diciamo, è stato il Consiglio europeo gli ha dato proprio il compito di lavorare sui servizi di recapito. E quindi la differenza fra ETSI e EIDAS naturalmente è che EIDAS è un regolamento, quindi non stabilisce le specifiche tecniche della soluzione, okay? Quindi le specifiche tecniche sono le informazioni che vanno in pasto ai produttori di software o ai gestori come la Mirial, che gli danno la possibilità di implementare la soluzione. Quindi la REM è uno standard ETSI che soddisfa EIDAS, ma naturalmente non è l'unica, perché potrebbe esserci qualsiasi, diciamo, un'altra soluzione che decide di diciamo, ottemperare a EIDAS senza seguire uno standard, quindi chiunque potrebbe, diciamo, svegliarsi la mattina e implementare una soluzione EIDAS compliant, ma che non aderisce a uno standard. Quindi infatti altre CA europee hanno già adottato dei sistemi EIDAS compliant, ma non sono interoperabili con la REM. Agid ha avviato proprio in questo contesto un gruppo di lavoro, quindi ha avviato e coordinato da settembre 2019, quindi sono più di 3 anni, un gruppo di lavoro costituito da tutti i gestori, con l'obiettivo di identificare la strada più efficace per affrontare questa transizione, adottando gli standard ETSI, in particolare la REM, che la REM definisce una soluzione basata sulla posta elettronica tradizionale, quindi è molto semplice, è molto simile alla PEC. Okay? Il grosso lavoro è impegnativo, che prosegue anche adesso, è stato quello appunto di armonizzare questo diciamo, processo di transizione, di rendere quanto più simile diciamo, il passaggio, quanto più indolore il passaggio dalla PEC alla REM, e in questo momento stiamo lavorando alla definizione del T0, cioè cosa accadrà proprio nel momento dello switch. No? Poi magari se ci abbiamo tempo possiamo anche parlarne. La scelta di adottare lo standard ETSI-REM per soddisfare i requisiti richiesti da EIDAS per i servizi qualificati è stata molto difficile, perché potevamo anche decidere di procedere a colpi di macete modificando l'attuale PEC, quindi aggiungendo, che ne so, la marca temporale piuttosto che l'identificazione certa del mittente e del destinatario, ma è stata scelta al posto di queste modifiche, che avrebbero anche semplificato questo passaggio, è stato scelto di adottare uno standard internazionale per favorire l'interoperabilità transfrontaliera e quindi innescare il processo di concorrenza che alla fine ci permette di istanziare un processo virtuoso di miglioramento delle performance e di riduzione dei costi. Quindi è stata fatta una scelta dolorosa, ma a mio modo di vedere visionaria. Vediamo ora quali sono i vantaggi di questo passaggio. Però facciamolo partendo dalle differenze tra la PEC e la REM. Allora, le differenze si possono riassumere tra procedurali, formati, dati di certificazione e differenze probatorie. No? Per quanto riguarda le differenze procedurali, le procedure per ottenere e accedere a una casella REM sono diverse da quelle che abbiamo in atto per la PEC. Per ottenere una o più caselle, il soggetto firmatario di un contratto deve essere identificato in modo certo dal proprietario qualificato. Il modo certo è definito da EIDAS in modo preciso, quindi diciamo per banalizzare, nel caso di persona fisica corrisponde ad esempio a SPID livello 2, quello per capirsi che utilizzate quando vi chiede l'OTP, one time password, quindi diciamo quella password temporanea che vi viene inviata tramite SMS oppure che avete tramite le app del cellulare. Oppure, oltre allo SPID, c'è la Carta Nazionale dei Servizi, la CIE, la carta d'identità elettronica, oppure una firma elettronica qualificata attraverso
che può essere la firma remota o la firma diciamo con lo smart card o token, oppure ancora attraverso un deviso effettuato da un funzionario che abbia titolo a farlo. Nel caso di persona giuridica, ente o PA, deve essere identificato, o pubblica amministrazione deve essere identificata come persona fisica il richiedente. Inoltre deve essere data evidenza che tale persona fisica abbia titolo ad effettuare la richiesta. E qui è stato fatto, diciamo, da noi in Amirial un lavoro importante per andando ad analizzare nel caso delle imprese tutte le forme giuridiche e individuare per ogni forma giuridica quali sono le persone titolate a richiedere la casella PEC. Quindi pensate a quante forme giuridiche abbiamo, pensate che ne so, un SPA, un SRL, alle altri tipi di società, ma pensate anche alle ONG, a tutte le aziende o gli enti che non hanno attività di impresa. Okay? Quindi una volta fatta questa analisi sono state, diciamo, prodotte delle procedure operative, alcune di queste verranno automatizzate, altre saranno in carico a degli operatori di delivery che si occuperanno di gestirle manualmente. Insomma. E solo dopo la corretta identificazione, quindi, della persona fisica o della persona giuridica, il provider REM qualificato può attivare le caselle e rilasciare le credenziali di accesso, okay, che permettono, le credenziali di autenticazione che permettono all'utente di accedere. Qui possiamo fare anche una specificazione, nel senso che per assurdo potrebbe anche una casella REM non avere delle credenziali di accesso, ma il gestore potrebbe fornire un meccanismo di identificazione da utilizzare ogni volta che si accede. Quindi o si accede attraverso un'autenticazione adeguata oppure si ridentifica tutte le volte. Basti pensare all'accesso a una casella attraverso SPID. SPID procede di fatto a un'identificazione, quindi il gestore non ha le credenziali di accesso, ma consente comunque questo meccanismo di accedere al contenuto di una casella e inviare nuovi messaggi in modo conforme ai servizi elettronici di recapito qualificato descritti da EIDAS. Nel caso, ritornando al caso, diciamo, probabilmente più diffuso, cioè nel caso di autenticazione, emergono delle differenze significative rispetto alla PEC, poiché la norma richiede che per la REM l'utente sia autenticato in modo forte. Cosa vuol dire in modo forte? Cioè con mezzi di autenticazione che utilizzino almeno il doppio fattore, quindi immaginate, se qualcuno l'ha usato, SPID livello 2, quindi utente, password, e OTP. Okay? Ora, detto l'OTP, ma ci sono altri meccanismi che possono essere usati al posto dell'OTP. Anche l'operatività stessa del provider REM qualificato è consentita solo dopo aver superato un processo di qualificazione diverso rispetto alla PEC. Quindi nella REM i requisiti da soddisfare per ottenere la qualifica non sono più dettati da norme nazionali, come dicevamo prima, ma da standard internazionali. Per quanto riguarda invece i formati e i dati di certificazione, gli autori e i revisori dello standard REM hanno avuto tra i loro obiettivi quelli di minimizzare le differenze con la PEC. Ovviamente tutte le problematiche che impediscono alla PEC di soddisfare i requisiti EIDAS andavano risolte, quindi pensate all'interoperabilità trasfrontaliera che impone, giusto per fare un esempio, la scelta di una rappresentazione linguistica che possa essere accettata all'interno della comunità europea. Okay? I requisiti di sicurezza che impongono scelte di standard e metodologie adeguate a soddisfare EIDAS, tra cui l'uso appunto della marca temporale che adesso nella PEC non c'è. I formati dei messaggi cambiano rispetto alla PEC, senza entrare troppo nei dettagli, ci basti ricordare che nella PEC il messaggio originale viene inviato, imbustato all'interno di un nuovo messaggio e firmato digitalmente, mentre nella REM, oltre a questo, si aggiunge la firma dell'allegato XML, qualcuno si ricorderà del DataCert XML che si trova allegato sempre alla busta di trasporto, quindi quello verrà anche quello firmato, e conterrà il nuovo DataCert XML, per capirci, conterrà una marca temporale qualificata. Quindi cosa vuol dire tutto questo? Che l'allegato XML
è un elemento autonomo dal punto di vista probatorio, quindi in fase di giudizio è sufficiente portare come prova l'allegato XML. Quindi, diciamo, per ridurre ai minimi termini, nella PEC c'è una firma, nella busta di trasporto troviamo una firma, mentre nella REM troveremo sostanzialmente 3 firme. Okay? Un altro aspetto da ricordare per quanto riguarda i formati dati di certificazione sono che le prescrizioni dettate dalle regole tecniche della REM sono divise in 2 parti. Una policy comune chiamata REM Baseline, okay, e una policy specifica italiana chiamata REM Policy T, criteri di adozione degli standard ETSI. E quest'ultima è stata redatta dal gruppo di lavoro AGID, quindi uno dei tanti lavori, degli ottimi lavori fatti in questo periodo. La baseline è un documento tecnico di fondazione, i cui requisiti indicati come obbligatori devono essere tutti soddisfatti e rappresentano l'insieme minimo di requisiti finalizzati a garantire interoperabilità, in particolare quella transfrontaliera. Il profilo IT invece è stato redatto con il solo scopo di avvicinare il più possibile la REM alla PEC, okay? Utilizzando i gradi di libertà che la baseline ci concedeva. Anche qui, riassumendo, la struttura del messaggio REM è diversa, ma è anche vero che non è troppo dissimile dai messaggi PEC. Mentre per ultimo le differenze probatorie, abbiamo detto, per quanto riguarda le differenze probatorie, abbiamo detto che rispetto alla PEC cambia sia il tipo che la qualifica delle firme utilizzate e variano anche gli elementi probatori. Quindi riprendendo i 2 punti dell'articolo 44 di EIDAS, l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dai dati. La data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicati da una validazione temporale elettronica qualificata. Quindi, diciamo, andando a riassumere i vantaggi, c'è una parte di ETSI che magari ci dà un'idea precisa, perché io qua ho riportato un sunto, e dice che i rapporti commerciali e amministrativi tra le imprese, amministrazioni pubbliche e privati cittadini sono sempre più numerosi e realizzati con piattaforme digitali. La fiducia è essenziale per il loro successo e lo sviluppo continuo dei servizi elettronici. È pertanto importante che qualsiasi soggetto che utilizza servizi elettronici disponga di adeguati controlli e meccanismi di sicurezza per proteggere le loro transazioni e per garantire la fiducia sua e dei suoi partner. Quindi, riassumendo anche in questo caso, i vantaggi REM sono integrità del messaggio, che conosciamo anche con la PEC, l'identificazione certa del mittente e del destinatario, cosa che non c'è adesso con la PEC, l'accuratezza dell'ora di invio e ricezione in maniera più forte attraverso una marca temporale qualificata, l'interoperabilità transfrontaliera, che adesso è più complicata, e il servizio distribuito solo da provider certificati e qualificati. Come cambiano le procedure? Allora, per ottenere una o più caselle REM, il soggetto titolare deve essere identificato, abbiamo detto, in modo certo. Quindi la procedura di attivazione della casella dovrà prevedere questo passaggio, che dovrà includere l'evidenza che abbia titolo a richiederla nel caso di persona giuridica o pubblica amministrazione o ente, eccetera. Il processo di attivazione delle caselle deve inoltre prevedere l'assegnazione di credenziali multifactor, come ad esempio l'utilizzo dell'OTP. Qui c'è un aspetto importante, cioè verrà fornito anche un meccanismo che consentirà di continuare a utilizzare i normali clienti di posta, pensate a Thunderbird, Outlook, Apple Mail, eccetera, a fronte di come funzionerà? A fronte di un'autenticazione multifactor o come abbiamo detto prima di un'identificazione certa, verrà restituita una password temporanea da utilizzare all'interno dei clienti posta. Okay? Temporanea, pensate però a magari dei mesi. Okay?
Questo meccanismo è già in uso su altri player, magari qualcuno conoscerà anche altri player internazionali di posta elettronica ordinaria come Microsoft e Google, ed è stato accettato da Agid, quindi potremo continuare ad utilizzare i clienti di posta e ad integrare applicazioni attraverso i protocolli SMTP, IMAP e POP. Cosa dovranno fare gli utenti? Un po' lo abbiamo già visto, ma andiamo a condensare. Cioè, gli attuali utilizzatori della PEC dovranno effettuare un nuovo processo di identificazione adeguato per i servizi qualificati, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche. Namiria metterà a disposizione degli utenti la possibilità di identificarsi nuovamente già in quest'anno. Dopo il passaggio alla REM sarà comunque possibile la consultazione dei messaggi ricevuti fino a quella data, quindi non perderemo niente. Effettuando il cambio tecnico, l'utente vedrà nella stessa area le vecchie PEC e le REM. Poi, aspetto importante, l'indirizzo PEC rimarrà inalterato, quindi chi vi sta scrivendo ora a quell'indirizzo continuerà a farlo. Gli endpoint del servizio rimarranno inalterati, quindi pensate all'indirizzo della webmail, all'indirizzo di SMTP, eccetera. Okay. Allora, adesso ho preparato questa scheda riassuntiva, che raccoglie secondo me i concetti principali che dobbiamo ricordarci. Cosa cambia con la REM rispetto alla PEC? L'identificazione certa, abbiamo detto, delle persone fisiche e delle persone giuridiche che richiedono la titolarità della casella. Okay? La certezza della data e ora di invio e ricezione attraverso l'uso della marca temporale e l'interoperabilità transfrontaliera. Per quanto riguarda invece la migrazione delle caselle, qui veniamo a, buttiamo giù alcuni numeri che sono ovviamente da prendere con le pinze, non è che non li sappiamo, abbiamo fatto delle ipotesi e quindi prendiamole come tali. Un DPCM in uscita del 2023 stabilirà la data del cambio di sistema, dello switch, e comunque questo switch non dovrebbe avvenire prima di giugno 2024. I sistemi PEC e REM non avranno un comune periodo di validità, quindi c'è uno switch, cioè c'è un istante zero dopo il quale la PEC non sarà valida e potremo mandare solo messaggi REM. I messaggi PEC inviati e ricevuti prima del passaggio continueranno a conservare tutta la loro validità legale e sono consultabili dalla propria casella REM qualora nata dalla migrazione di una casella PEC. Okay? Invece, per le caselle PEC non migrate, cioè perché magari il titolare non ha effettuato i passaggi per adeguarsi, rimarranno comunque consultabili nei termini ovviamente del contratto, però non potranno né ricevere né inviare nuovi messaggi. Ho aggiunto una parte di FAQ pensando di prevedere, di anticipare le domande più frequenti. Quindi la prima è: che fine farà la mia casella PEC dopo l'entrata in vigore della REM? La casella PEC Namiria continuerà ad esistere. Parlo della PEC Namiria, magari altri gestori potrebbero adottare delle strategie leggermente diverse, ok? Quindi la casella PEC Namiria continuerà ad esistere in sola consultazione fino al termine del contratto, non sarà tuttavia possibile né ricevere né inviare nuovi messaggi. Per continuare a farlo appieno, il servizio per continuare a utilizzare la PEC, scusate, la REM per come stiamo usando adesso la PEC, sarà necessario reidentificarsi con le modalità previste attraverso, ci sarà un link sulla webmail che consentirà di innescare il processo di reidentificazione con i mezzi che abbiamo visto prima, quindi SPID livello 2, CIE, CNS, firma elettronica qualificata, o anche probabilmente anche il deviso attraverso la webcam, e dovremo attivare l'autenticazione multifactor. Quale sarà il valore legale di un messaggio PEC dopo l'entrata in vigore della REM? Il messaggio PEC continuerà ad avere lo stesso valore probatorio che aveva in precedenza, no? Ovviamente non ci sono differenze per il pregresso. È importante considerare che la REM prevede l'identificazione certa dell'emittente destinatario, quindi
quei messaggi REM hanno un valore probatorio diverso. Quando si passerà alla REM, l'abbiamo già detto, lo deciderà un DPCM, quindi possiamo solo, che dovrebbe uscire quest'anno, come riportato alla fine da CAD, no? Vi ricordate, diciamo, l'escursus normativo, e a titolo indicativo, diciamo, possiamo collocare questo istante dello switch a metà 2024. Non è previsto un periodo in cui saranno attive entrambe le soluzioni. Questo ha complicato naturalmente la vita di tutti, però se lo andiamo a analizzare bene ha senso. Quali sono i meccanismi di identificazione certa che metterà a disposizione la Mirial? L'ho appena anticipato, l'elenco naturalmente in via di definizione, però sicuramente ci sarà SPID, CIE, SPID di livello 2, CIE, CNS, firma con token remota. Sarà ancora possibile usare la casella PEC o REM tramite i client di posta come Autocad, Thunderbird con l'autenticazione multifactor? Sì, proprio per il meccanismo ulteriore che metteremo a disposizione, che è all'avallo di Agid, che consentirà attraverso un'autenticazione multifactor di ottenere una password il cui controllo continuerà ad essere ovviamente in mano al titolare, perché accedendo alla webmail uno può disabilitare, può sospendere, cancellare e riemettere una nuova password, quindi potremo continuare a riutilizzare i normali protocolli della posta elettronica che utilizziamo adesso. Scusa Flavio, scusa se mi intrometto, vedo che alcuni colleghi fanno le domande nella chat. Vi chiediamo la cortesia di fare le vostre domande nell'apposita sezione che è domande e risposte. Scusami Flavio. No, guarda, tanto io avrei finito, insomma, quindi se vogliamo passare alle domande. Beh, a questo punto allora sì, restiamo più interrompo la condivisione. Va bene, d'accordo. Ok, quindi io a questo punto, come faccio di solito, vado a leggere le domande che sono pervenute e vediamo. Partiamo da domande e risposte, poi mi sposto anche nella chat perché ho visto che qualcuno ha fatto la domanda nella chat. Allora, vediamo. Gianluca Provenzano, la PEC si trasformerà in REM. Sarà un vantaggio per la comunità europea? Ci sarà qualche webinar di dibattito sullo SPID? Ce la giochiamo un po' io e te, Flavio. Va bene, allora... il vantaggio c'è, insomma. No? Il vantaggio è l'interoperabilità trasfrontaliera, quindi è stata, come dicevo, potevamo decidere di adeguare la PEC attuale agli standard, al regolamento EIDAS, un po' diciamo a colpi di macete, rendendo diciamo indolore il passaggio. Tuttavia è stata fatta un'altra scelta più dura ed è stata quella di adottare degli standard internazionali proprio per favorire l'integrazione con diciamo, piattaforme di altri paesi. Quindi diciamo verrà utilizzata come indice dei provider che possono integrarsi la Trusted List europea, che è attualmente utilizzata per quanto riguarda la firma digitale, e attraverso quell'infrastruttura, utilizzando insomma quegli strumenti lì, i vari paesi, i vari gestori nei vari paesi potranno integrarsi tra di loro. Quindi c'è un vantaggio enorme. Beh, sì, Gianluca, possiamo dire una cosa, a Gianluca dico, la PEC era una caratteristica esclusivamente italiana, cioè aveva validità dentro i confini nostri, cioè la validità che noi diamo di sostitutivo della raccomandata con ricevuto e ritorno era riconosciuta nel nostro territorio, già fuori nemmeno, insomma, era una mail normale, diventava una mail non normale. Proprio l'idea invece del mercato europeo, no, per cui dare validità a questo formato digitale della mail affinché diventi come una raccomandata, una ricevuta raccomandata di ritorno a livello internazionale europeo, questo è il passo, no? Questo è il passo che ormai bisognava fare, ecco. Alessandra Donghia, buongiorno. C'è un'altra questione su SPID, non so se... Ah sì, su SPID ho già perso la domanda, scusami, non la vedo più, Gianluca, non la vedo più neanch'io.
Allora, no, risposte fornite, eccola qua. Magari ce la Immagino. riscriveranno sotto. Sì, no, Gianluca, per quanto ci sarà qualche webinar dibattito sullo SPID, ma perché no? Certamente possiamo organizzarlo. Ho capito, immagino Gianluca di aver capito la tua idea, dici, qua parlano che SPID morirà, ed è una bella domanda che ci facciamo tutti. Appena avremo qualcosa di più preciso, sicuramente è una buona idea organizzare un webinar a beneficio di tutti. Certamente, ottima idea, la raccogliamo. Invece Alessandra Donghia, buongiorno, io non ho capito bene la differenza tra i servizi elettronici di recapito qualificato e i servizi qualificati. Beh, allora probabilmente la domanda, provo a interpretare, la domanda era tra la differenza dei servizi certificati e i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi elettronici di recapito certificato e qualificati. Quindi la differenza credo che si chieda la differenza tra questi due servizi. Allora, il servizio qualificato richiede che, in brevità, che il mittente sia identificato in modo certo, cosa che non avviene in questo momento perché voi accedete al servizio di PEC utilizzando username e password, mentre dopo lo farete con un multifactor. Poi nel momento della richiesta della casella, okay, dell'attivazione, anche in questo momento non si potrà più mandare magari una fotocopia di un documento di identità oppure firmare appena qualcosa, eccetera, ma ci vorrà un meccanismo adeguato che quindi attraverso SPID livello 2, attraverso la CIE CNS, oppure la firma elettronica qualificata, oppure ancora un deviso fatto da diciamo personale formato e titolato a farlo. Vedo che Federica vuole intervenire. Prego, Fede. No, scusa, devo aver alzato la mano. Ah, ok. Ok, quindi abbiamo risposto a Alessandra. Sì. Bene. Poi, spettatore anonimo. Come avverrà l'integrazione con i sistemi di protocollo informatico? Ogni operatore che invia una registrazione dovrà essere identificato con OTP? Allora, metteremo a disposizione un meccanismo che a fronte di un'autenticazione multifactor restituirà una password temporanea, però temporanea significa che durerà mesi, e quindi potrete continuare a utilizzare i normali protocolli applicativi, quindi mi riferisco a SMTP, IMAP e POP, inserendo come username sempre la casella di PEC, come password potrete inserire questa password temporanea che è stata generata. Il controllo di questa password rimane in carico al titolare della casella, che può entrare ad esempio all'interno della web mail e disabilitarla in qualsiasi momento, quindi ci sarà un meccanismo, diciamo, di controllo maggiore, e questo modello è stato già approvato da Agid ed è utilizzato, diciamo, dai big di posta elettronica convenzionale per diciamo aumentare il grado di sicurezza, quindi sarà questo il meccanismo. Ok. Alberto Bertoldo, quali sono le tempistiche di attivazione? Ovvero, quando terminerà il funzionamento dell'attuale PEC? Allora lì lo dirà UDPCM, quindi si può giocare i numeri. Noi diciamo siamo attestati su non prima di giugno 2024. Ok, non prima di giugno 2024, quindi abbiamo È una stima, un anno. non prendetela, sì, non prendetela come data certa, ecco, non prima di giugno 2024. Ci siamo attestati, ecco, il gruppo di lavoro di Agid, che approfitto per ringraziarlo perché sta facendo un lavoro, ha fatto e sta facendo un lavoro grandioso. Pensate che sono più di 3 anni di lavoro assiduo, quindi è stato prodotto uno standard, sono stati prodotti un sacco di documenti, sono state risolte tanti dubbi che c'erano ed ha permesso di far lavorare insieme tutti i gestori, quindi è stato anche un lavoro dal punto di vista organizzativo pregevole. Ottimo. Spettatore anonimo, gli account REM potranno inviare messaggi agli account PEC non migrati? Penso a tutti gli utenti con cui la pubblica amministrazione comunica via PEC, ma che potrebbero non aggiornare la PEC in tempo. Dopo l'istante T0, quindi nel momento l'istante che riporterà il DPCM, la PEC non esisterà più.
Quindi non esiste la possibilità di mandare da un account REM a un account PEC, non c'è più la PEC. Quindi O c'è la PEC o c'è la REM. Non ci sarà una situazione mista. Esatto. O tutti o nessuno in buona sostanza. Sì, quindi diciamo questo, che coloro i quali hanno un account di PEC e non si adegueranno, continueranno ad accedere alla casella di PEC per consultare il pregresso, ma non potranno né ricevere nessun tipo di messaggio, quindi non pensate all'anomalia, non potranno ricevere nessun tipo di messaggio e nemmeno, tantomeno inviare, perché non esiste più l'infrastruttura di PEC e non è supportata dal punto di vista normativo. Sì, questo poi aprirà un dibattito, delle considerazioni, ma vedremo cosa diranno con le prossime specifiche, perché effettivamente io capisco la domanda del collega. Io mando una PEC convinto che la PEC del cittadino sia allineata con la REM, non lo è, e io in realtà non ho mandato nulla, insomma, non gli ho mandato la comunicazione che è, vabbè. Come se non esistesse. Come se non esistesse, sì, ma riceverò probabilmente un messaggio di non avvenuta consegna. Allora, intanto se manda a una PEC inesistente, il sistema le dirà che sta comunicando con un account non certificato. Chiaro. Quindi la mancata consegna arriva se il sistema si aspetta che il destinatario sia certificato, sia qualificato, quindi qualificato REM, ma non arriva la consegna, per usare i termini PEC. Ok, no? non viene consegnato, certo, va bene. Flavio Aganetto, ma cosa si intende esattamente per identificazione certa del destinatario? Allora, è definito da EIDAS, c'è un allegato che spiega bene questo, senza entrare nel tecnico, pensa a SPID livello 2, quindi quella dell'identificazione certa, accedo o attivo l'account attraverso... Però Flavio, scusami un attimo, qua parla di identificazione certa del destinatario, non del titolare della PEC. Sì, ok, però vista dall'altro lato è sempre un utente, certo. Cioè è sempre un utente del sistema. Ok. Certo. Ok, sì, perché poiché ogni PEC ha una persona a cui viene associata quella PEC, REM, no? E quella persona è stata identificata in modo certo, sia il mittente che il destinatario sono certi. Esatto. Perché sono stati riconosciuti ancora prima di attivare la PEC. È un requisito fondamentale per avere la REM, insomma. Sì. Ok. Fiorenza Zanette. Buongiorno, sarebbe utile un esempio pratico di REM nella PA, dove attualmente c'è una sola casella PEC utilizzata. Tramite procedure gestionali questa PEC. Per protocollare e inviare i dati da tutti gli utenti? Allora, un esempio pratico. Okay. Sì. Io posso provare a interpretare, cioè un accesso da più persone verso un'unica casella. Esatto. Allora, questo è un tema, diciamo, su cui Agid e il gruppo di lavoro stanno lavorando, perché EIDAS, ETSI soprattutto non lo permette, non permette a una casella di essere acceduta da più utenti, però naturalmente avrebbe un impatto enorme. Quindi in questo momento diciamo stiamo lavorando per trovare una soluzione. Quindi non è ancora chiaro come procedere. Però Agid conosce confidiamo nel trovare una soluzione. È chiaro, Agid conosce poi la specificità dei comuni, cioè della regola del protocollo, no, per la PA, quindi è impensabile che solo un utente possa accedere, non esiste proprio. Quindi vedremo, signori, ne avremo ancora di cose interessanti di cui parlare, ma ripeto, man mano che avremo delle novità potremo fare dei webinar dedicati, no, per approfondire, magari anche molto veloci, delle pillole, no? Chiamiamole così. Però Roberto, consentimi, diciamo già con quello che ci siamo detti abbiamo già un troubleshooting su questo aspetto, nel senso che creando una password temporanea alla fine può risolvere. riusciamo a bypassare, però è un escamotage che certo, non va bene, insomma, no? Perché ci deve essere sempre un'identificazione certa dell'utilizzatore. Okay? Quindi stiamo lavorando come stiamo lavorando alla delega dei meccanismi di autenticazione. No?
utili molto, ad esempio nelle PA, dove il funzionario magari accede alla sua piattaforma usando SPID o comunque un identity provider locale, e con le stesse credenziali, se adeguate, potrebbe accedere direttamente al servizio di PEC, di REM, scusate, senza effettuare una nuova autenticazione. Quindi, guarda, questo fa un po' il paio con quella dopo, Daniele Tarcisio Rampini. Nel caso di comuni di dimensioni medio-grandi, spesso le diverse PEC sono integrate all'interno del sistema di gestione documentale. Vi sono soluzioni alternative relative all'autenticazione forte, soprattutto per la gestione di un numero consistente di account PEC gestite solitamente da un unico amministratore? Abbiamo dato, insomma, la risposta è la stessa, mi verrebbe da dire, no? Ci stanno lavorando in buona sostanza. Esatto, sì, sembra sia la stessa. Certo. Scusate perché F. Tommasi, ci saranno delle API per l'integrazione con i software di protocollo? Allora, delle API normalmente ci sono i protocolli AIMAP, POP e SMTP, quindi ogni linguaggio di programmazione ha le sue API per questi protocolli. Stiamo pensando a qualcosa di più ad alto livello, però sarebbe custom, sarebbe un made. Quindi una volta che integrate diciamo, la soluzione, integrate queste API e cambiate gestore, vi troverete in difficoltà perché dovete fare il lavoro più di una volta. Quindi non esiste uno standard di API se non quello dei normali protocolli della posta elettronica. Quindi ci stiamo pensando, però non so quanto sia utile per chi sviluppa questo tipo di applicazioni. Ok, Filippo Renier. Spesso le PEC sono fornite a settori dell'amministrazione con responsabilità al dirigente. Il dirigente dovrà quindi ogni tot generare una password per il client, esempio applicativo che si collega in IMAP per scaricare e protocollare i messaggi? Allora lì diciamo il responsabile, spesso le PEC sono fornite a settori di amministrazione con responsabilità del dirigente. Ok, il dirigente dovrà quindi ogni tot generare una password, ogni tot, però ogni tot è lungo. Ad esempio applicativo che si connette. Allora, qui secondo me ci sono due domande. Uno, il fatto che il dirigente può comunque produrre una procura per far sì che la PEC, PEC REM venga intestata ad un altro titolare. Dopodiché l'accesso applicativo in questo momento è fatto come ci siamo detti, cioè con la produzione della password temporanea. Sì. Ok, Fiorenza Zanette. Dovremmo attivare caselle REM per ogni responsabile che firma e si relaziona con l'esterno? Beh, questo è un problema organizzativo, credo. Non lo so, dipende da come siete organizzati, insomma. Beh, forse è per te, Roberto. No, sai Flavio che stavo pensando, forse è vero quello che hai detto, nel senso, ma è una riflessione che sto facendo assieme a tutti i colleghi che sono collegati in questo momento. Forse dovremmo ripensare un po' tutti, ripensare la nostra organizzazione, anche di incarichi, di responsabilità, perché guarda, c'è una domanda che aspetto di averla finita, ma che mi viene, no? Oggi una PEC è associata a un titolare, poi se quel titolare continua a lavorare o meno cambia poco, no? Poi magari va in pensione, si trasferisce, va in un'altra direzione, cambia addirittura PA. Da domani non sarà così banale, perché quando c'è un'edificazione... allora, diciamo, la casella sarà associata, intestata a una struttura e dove la persona fisica titolata a rappresentare quella struttura verrà identificata in modo certo. Quindi quella struttura lì diciamo, rimarrà e cambierà ovviamente la persona dietro, quindi sì, ma di fatto non in modo certo, ma è così anche adesso, perché c'è sempre una persona fisica dietro alla struttura, quindi se fate un cambio ci deve essere un subentro. Certo. Non credo che cambi qualcosa da questo punto di vista. No, però poi vedo Carlo Giacomelli ha messo una mail, va bene, andiamo avanti. Luca Gallo, servizi che attualmente si occupano automaticamente del download delle PEC tramite username e password, protocollo IMAP o POP3, così facendo non potranno più farlo? Beh, oddio, credo si sia già risposto su questo, no? C'è sempre quella password temporanea che può essere usata per utilizzare IMAP, POP e SMTP. Ok, Emanuele Pozzobon, cosa accade oltre le Alpi?
non so se oltre le Alpi hanno la PEC. Allora, ci sono tanti sistemi, diciamo, noi siamo i precursori nell'adottare gli standard ETSI, ok? Ci aspettiamo che questo accada presto anche, diciamo, all'estero, soprattutto in Europa, ma anche fuori. Tutta l'infrastruttura è pronta, quindi veramente crediamo di aver fatto la scelta giusta. Tuttavia, come dicevo prima, chiunque si può svegliare la mattina e realizzare una piattaforma che soddisfa i requisiti eIDAS, ma non adottare nessuno standard, quindi ce ne sono tantissime. Quindi se andate nella trusted list europea, vedete che nel sito della Comunità Europea c'è la possibilità di elencare, di tirare fuori l'elenco di tutti i provider qualificati di questo tipo, e ne vedete tantissimi, ma molti non hanno adottato alcuno standard, si sono inventati la soluzione, quindi non possono essere integrati, quindi sono soluzioni fine a se stesse che sono giustificate attraverso delle commesse dirette, insomma, no? Invece la nostra soluzione ha ambizioni almeno quello differenti, insomma. Ok. Daniele Tarcisio Rampin, buongiorno, sono Daniele del Comune di Padova, vi pongo questo quesito. Nel nostro comune l'invio e la ricezione della PEC avviene per tramite del sistema di protocollo informatico, ovvero gli utenti finali fisici non accedono mai direttamente alla casella PEC attraverso ad esempio webmail, no? Ma si autenticano solo nel sistema di protocollo. L'invio o ricezione viene invece effettuato via SMTP IMAP in background, in modo trasparente per l'utente, automaticamente al sistema di protocollo, ovviamente. Tecnicamente è ancora possibile permettere un accesso SMTP IMAP ad un sistema informatico e non a un essere umano? Attraverso l'utilizzo della password temporanea. Ok. Quali sono i dati modificabili nella PEC senza essere rilevabili? Loro importanza? Sì, la PEC è un messaggio di posta elettronica con una struttura, diciamo, S-MIME, per capirsi, se guardate il sorgente di un messaggio è diviso in due parti, una parte è l'header e l'altra parte è il corpo del messaggio. Quindi il corpo del messaggio è firmato con un certificato di firma del gestore. Se voi andate a modificare qualsiasi carattere, potete anche provare a casa, se modificate qualche carattere e andate poi nuovamente a verificare il messaggio attraverso anche Outlook Thunderbird, vedrete che la verifica non sarà più, diciamo, il processo di verifica non sarà più positivo, ok? Vi darà la barretta sulla coccarta, ok? Quindi è modificabile all'interno del messaggio solo l'header che riporta le informazioni di routing del messaggio, insomma, il mittente, il destinatario e l'oggetto, che comunque sono riportati anche all'interno dei dati firmati. Non so se ho risposto. Giampiero Leo, ho già letto la domanda, è un po' off topic, però poi Flavio la prenderemo con calma in mano. Dice, buongiorno, attualmente una Mira fornisce 10 GB per la PEC principale dell'ente. In questo modo siamo costretti a svuotare la posta ogni 15 giorni. Ho già aperto un ticket per un possibile upgrade, ma non ho avuto nessuna risposta. Vabbè, ce lo segniamo. Grazie di Flavio. avercelo segnalato. Ce lo segniamo, va bene? Poi dobbiamo capire, Giampiero, l'upgrade. Allora, ti dico la verità, noi Regione adottiamo una politica che è quella di scaricare ogni giorno la casella PEC, proprio perché comunque, per quanto tu possa estendere la dimensione della PEC, arrivi sempre poi a tappo, no? Anche perché se tu mi dici che in 15 giorni riempi 10 giga, vuol dire che hai bisogno per un anno di quanti giga hai bisogno questa casella? Diventerebbe enorme e aumenta sempre di più. Dovresti forse pensare a una politica di backup e di messa in sicurezza dei dati della PEC. Se posso suggerire, sì, scusami Roberto, ho pensato se posso suggerire, c'è il servizio di archiviazione, quindi
diciamo, la inbox normalmente dovrebbe rimanere sempre abbastanza leggera, ok? Mentre diciamo, l'archivio di sicurezza consente di salvare una copia dei messaggi, e l'archivio di sicurezza fornisce una serie di strumenti, perché anche lì si accumulano messaggi, no? Quindi ci sarebbe lo stesso problema delle inbox, però c'è una serie di strumenti che aiutano a mantenere la dimensione a un certo livello, quindi permette di scaricarsi localmente un'eccedenza, oppure di fare un backup in quel momento o schedularlo. Vabbè, Flavio, in modo facciamo una automatico. cosa, casomai prepariamo che ci sarà comunque già un piccolo manualetto, una user guide, e magari la posso rendere disponibile sul nostro sito, e così non solo a beneficio di Giampiero ma anche degli altri. Comunque Giampiero, ci sentiamo. Emanuele Pozzobon, Ops, non avevo completato. Domanda: quali proposte SecuRe sono in essere in altri paesi UE? Grazie. Allora, diciamo, possiamo rilevare quali siano, diciamo, le aziende che fanno queste proposte, però altre soluzioni sono soluzioni normalmente homemade, perché Etsy non mi pare, cioè, ad esempio in Germania hanno una soluzione vicina alla REM, ma che non è Etsy REM, ok? È una REM vecchia. E in altri paesi tipo la Spagna ci sono delle soluzioni normalmente homemade che soddisfano eIDAS ma senza adottare degli standard, quindi io sinceramente talmente varia, non è ancora, non si è ancora stabilito l'utilizzo di uno standard. Contiamo che accada, abbiamo investito su quello, insomma. Ok. Alberto Carazzolo, la raccomandata AR e la PEC storicamente sono una perversione in vigore in Italia ed in pochi altri paesi al mondo. All'estero vale anche una semplice mail. L'adozione della REM a livello comunitario segna un passaggio epocale. Qual è il motivo, se c'è? Intanto di fornire uno strumento comune con dei pillar normativi comuni a tutti i paesi della comunità europea. È fondamentale, quindi pensate a inviare una comunicazione a valore legale all'estero, no? Quello che è successo avendo un cellulare, uno va all'estero e continua a utilizzare il suo cellulare, no? Quindi è un vantaggio enorme, credo. Sì, poi di per sé è già il fatto che il circuito PEC italiano, ma che poi verrà trasformato in PEC europeo, in REM, il fatto stesso che ci sia la ricevuta di consegna, no? Di presa in carico, cioè va a certificare tutto il processo, no? Non solo da dove nasce la PEC, la REM in questo caso, e di chi è il titolare, che quindi con la REM si dà alla PEC quello che la PEC oggi non ha, la certezza di chi è che la sta spedendo, insomma, no? Di chi è il titolare. Ma poi come la PEC ID, magari qualcuno se la ricorda. bravissimo, la PEC ID andava verso quella di direzione, infatti, ma poi dà certezza a tutto il circuito, a tutti i passaggi, scusatemi, di questa famosa PEC, no? Quindi dalla CA che la prende in carico a quella che poi la riceve. E quindi insomma, certifica il tutto, insomma, secondo me è un passaggio importante. Letizia Felisatti. In ambito di stato civile, anagrafe ed elettorale, il Ministero dell'Interno nelle circolari prescrive l'utilizzo della PEC non solo per i destinatari sul territorio nazionale, vede le comunicazioni con i consolati. E sì, probabilmente con la REM si va in questa direzione, solo che mi viene da dire i consolati, quindi tutto il mondo, non so se la REM è, diciamo, a livello solamente europeo, Flavio? Allora, questo è uno standard europeo, però eIDAS è preso come esempio in tutto il mondo, quindi auspichiamo che venga adottato anche da paesi pan-europei, insomma, no? Vi faccio questo esempio. Noi durante le attività di realizzazione della piattaforma abbiamo fatto, diciamo, Etsy ha organizzato un evento che si chiama Plug Test, dove sono stati fatti una serie di test per vedere se tutto, diciamo, se lo standard era consistente. Hanno partecipato aziende anche da Giappone, per capirsi, anche solo per vedere, per essere osservatori, insomma, no? Quindi questo sta a capire l'interesse che c'è. Ok, poi spettatore anonimo, in attesa dello switch off, l'attuale PEC a REM potrà supportare gli altri due fattori o altre forme di autenticazione forte? Sì.
Sì, Sì. ok. Dovrà essere fatto prima, naturalmente, no? Certo, dovrà essere Per fatto prima. prepararci a questo switch, sì. Certo, certo. Fiorenza Zanette, si può inviare messaggio da una REM a una casella di PEO? Assolutamente sì, buona domanda, è come avviene adesso con la PEC. Quindi Ok. arriva una PEC, naturalmente non c'è, ovviamente manca la chiusura del giro, no? Quindi non c'è diciamo, un documento elettronico che attesti la consegna al destinatario. Si sa dal momento all'interno dell'equivalente ricevuta e accettazione che il destinatario non è certificato e quindi non si riceverà la ricevuta di consegna, Certo. ecco, per capirsi. Poi abbiamo risposto anche Sì. ad acquisti a via, la REM potrà comunicare con la PEO come oggi accade tra PEC e PEO? Sì, quindi abbiamo già risposto. Alessia De Col. Dalla REM è possibile inviare ad un indirizzo di posta ordinario? Sì, abbiamo già risposto. Filippo Renier. Una REM può avere più referenti per l'accesso? Quindi più utenti che accedono col proprio SPID? È un tema su cui Abbiamo stiamo lavorando, come abbiamo certo, detto, è un tema caldo, ecco, dovremo trovare una certo. soluzione perché in questo momento molti dei provider, basti pensare, molti dei provider offrono questo servizio, noi compresi, un meccanismo di delega all'utilizzo della casella, delega tracciando chi ha fatto cosa, naturalmente, no? Quindi allora gli standard diciamo non sono favorevoli a questo, però dovremo trovare un modo per superarlo. Okay. Ok. Marco Sartori, l'identificazione certa della REM equivale alla firma digitale? Interessante. Allora, l'invio, no, l'identificazione equivale alla firma digitale. Per fare l'identificazione si può usare la firma digitale. Come si fa? Alla fine la firma digitale non è funzionale ad attestare l'identità, cioè non è un certificato. Il certificato di firma digitale serve per firmare, non serve per autenticare. Okay? Quindi c'è uno scopo differente. Il CNS, il certificato contenuto all'interno della Carta Nazionale dei Servizi, è un certificato che si usa per autenticare. Tuttavia, possiamo inserire all'interno del processo di identificazione certa il meccanismo di firma digitale. Che cosa facciamo? Facciamo firmare una stringa casuale, un insieme di caratteri casuale e prendiamo il certificato come elemento che attesta l'identità. Quindi utilizzeremo la firma elettronica qualificata, quindi firma remota, firma con token, eccetera, per identificare in modo certo e attivare la casella o insomma diciamo adeguarsi o come meccanismo di adeguamento alla REM. Non so se era questa la domanda. Comunque, non so se Marco ti abbiamo risposto, casomai puoi integrare la tua richiesta sempre aggiungendo un'altra. Silvana Teneggi, ci sarà una corsa e un intasamento? Io penso di sì. Ci saranno entrambe, però cerchiamo di fare in modo che si faccia prima tutto per arrivare poi sereni a questo passaggio, però Guarda Flavio, c'è ti una chiedo scadenza. una cosa, no? Non so se i colleghi che sono qua con noi adesso in questo momento utilizzano la pecveneto.it, no? Comunque abbiamo fatto la famosa migrazione quando siamo passati da Aruba a Namirial e cercheremo in qualche modo di pianificare, di organizzare la Ovviamente. cosa nel modo più indolore possibile, poi ovviamente per i miracoli. Allora, naturalmente su questo aspetto, Roberto, aggiungo che l'identificazione nel campo della PA è leggermente particolare. Io infatti l'ho evitato un po' come anguilla e abbiamo una serie di domande che abbiamo posto in Agid e anche lì dobbiamo lavorarci per chiarire alcuni aspetti. Mentre per quanto riguarda le imprese abbiamo le idee chiare. Per la pubblica amministrazione ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Però, cioè sull'identificazione certa del titolare? Diciamo del titolare che ha diciamo che sta dietro a un'organizzazione, a una OU per capirsi, no? Un'unità organizzativa, eccetera. Quando tu intesti la casella a un'organizzazione piuttosto che a una persona fisica, quindi la persona fisica risulta solo come richiedente, lì ci sono alcuni aspetti da chiarire e insomma stiamo lavorando su questo.
Ok, quindi avremo delle evoluzioni su Sì, tante cose. Ok, sì. va bene. Isabella Panarotto. Attualmente le imprese iscritte nel registro imprese, sia individuali sia societarie, devono avere una PEC/domicilio digitale valido ed attivo. Se non provvedono, interviene l'assegnazione d'ufficio con sanzione all'impresa inadempiente. Quando diventerà operativa la REM come domicilio digitale e quindi la PEC non potrà più essere considerata un domicilio digitale valido, le imprese dovranno sostituirla autonomamente. Se non lo faranno, dovrà procedere l'ufficio registro imprese con sanzione? Allora, io sulle sanzioni magari non sono la persona giusta, però facciamo questa considerazione, che l'indirizzo non cambierà, quindi se l'impresa farà l'adeguamento, quindi farà la reidentificazione e l'attivazione multifactor, non c'è da fare niente. Ok, perché il registro imprese fa diciamo, un'operazione su tutti i gestori per andare a vedere quali sono le caselle valide e non valide, quindi una volta fatto il passaggio alla REM saprà che una specifica casella non è adeguata alla REM, ok? Quindi diciamo il registro imprese è in grado di capire che il titolare non ha fatto le operazioni di adeguamento. Ok. Marco Sartori che integra la domanda che ha fatto prima, quella relativa all'identificazione della REM, equivale alla firma digitale, dice, cioè intendeva il messaggio mandato dal mittente risulterà firmato digitalmente? Allora, questo è un tema, potrebbe essere, però cioè, qui è un'opinione personale, potrebbe essere assimilato a una firma elettronica avanzata, sì. Non qualificata naturalmente, no? Quindi firmato digitalmente no. Non se si interviene firma qualificata. Firma qualificata significa che il certificato è stato emesso da una CA qualificata, cioè accreditata. In questo caso tu non firmi niente, cioè il certificato è quello del gestore, ok? Però credo che si possa assimilare a una firma elettronica avanzata, credo, è un'opinione mia, anche se il certificato poi non è, però accedi in modo forte, eccetera, e sei un utente identificato in modo certo. Comunque è un tema, questo. Ma questo sarà argomento che verrà trattato sempre da Agit, Ma sul non ne tavolo stiamo parlando nazionale. in questo momento perché siamo concentrati sulla REM, ok? Quindi questo magari è un Però è molto tema, lo vedo interessante. tangenziale. Molto interessante quanto sollevato Sì, da Marco, da sì, sì. Sartori. Effettivamente interessante, decisamente. Ugo Dalla Vecchia, quali problemi vengono creati attualmente dalla modificabilità senza possibilità di relevabilità di tali dati nella PEC, tali da far prevedere uno specifico requisito preventivo in REM? No, questo è la stessa cosa che abbiamo anche nella PEC. La Sì. firma è un meccanismo che consente di identificare se c'è stata una modifica dei dati. Il processo di verifica della firma dà evidenza di questo, come c'è nella firma digitale, no? Se firmate qualcosa e andate poi a modificare il documento, ovviamente il processo di verifica vi dirà guarda è cambiato qualcosa e quindi avrete evidenza. Quindi questa è la stessa cosa che c'è sulla REM. La cosa diciamo in più che abbiamo, come abbiamo visto sulla PEC c'è una firma, sulla REM ci sono 3 firme. L'allegato XML è un oggetto autonomo che contiene marca temporale ed è firmato esso stesso. Quindi staccandolo è un allegato, no? Quindi possiamo salvarlo autonomamente. Ecco, quello se lo andiamo a modificare, ovviamente il processo di verifica di quell'oggetto renderà evidente che c'è stata una modifica. Okay, questa è la differenza, però alla fine se si modifica la PEC abbiamo la stessa evidenza. Insomma. Paolo Locatelli, ci saranno dei servizi per sapere se una REM è valida o meno? Esempio, sapere se l'utente che compila un modulo online inserisce un indirizzo, poter mettere in campo strumenti per sapere se è davvero una REM o meno. Adesso non è possibile con la PEC. Ma non lo so se ci saranno. In questo momento internamente al gestore naturalmente ci sono, non ci sono ancora, diciamo, non ne stanno parlando a livello generale,
Quindi non so rispondere, ecco, non so se ci saranno. C'è modo di farli, ovviamente c'è modo di farli, ma non so se saranno messi a disposizione. Ecco. Jenny Bassa, per capirci da un punto di vista operativo, quando chiederò una casella REM, dovrò identificarmi in modo certo, sia io persona fisica o giuridica, con SPID livello 2 o C o CNS o altro. Una volta invece che avrò la mia casella REM, per accedervi mi devo autenticare ogni volta, sia con username e password, sia tramite codice OTP ricevuto tramite SMS o app. Se è così, l'SMS a quale cellulare arriva? Mi riferisco alle caselle uniche per persone giuridiche. Arriva al numero che è stato fornito in sede di, diciamo, creazione della casella e può essere, diciamo, modificato tramite un meccanismo di riconoscimento certo. Quindi in quella fase lì, ora abbiamo detto SMS, ma ce ne sono tanti di meccanismi, no? Potrebbe essere la notifica sul cellulare che vi chiede di dare l'ok, che poi potrebbe essere associata a un fingerprint, eccetera. Insomma, ci sono tanti meccanismi, ognuno poi dopo ogni azienda proporrà i suoi. Ok, sì, c'era poi si presenta sempre il problema appunto della casella acceduta da più utenti, più operatori. Esatto. Sì, vabbè, perché chi ha pensato alla REM forse ha pensato a un singolo utente, no? Beh, per forza ci deve essere una questione di responsabilità, poi, no? Certo. Quindi la persona fisica è una. Perché cambia proprio il concetto di responsabilità. Come SPID. Certo, è tu e basta, certo. È sempre Marco Sartori, in pratica la REM sostituirà la firma digitale? No, No. ovviamente la firma è una firma, la REM è un meccanismo di trasmissione. Esatto. Spettatore anonimo, sarà possibile inviare la REM a mail ordinaria? Sì, l'abbiamo già detto, se no escono messaggi blocco? No, non sarà possibile. Se sì, esce qualche avviso, quindi abbiamo già risposto con le domande precedenti. Si può. Isabella Panarotto, la REM potrà operare con funzioni di invio massivo a più destinatari come viene ora per la PEC? Assolutamente sì. Certo. Renata Schieda, è possibile avere copia della registrazione di questo webinar? Assolutamente sì, poi riceverete nei prossimi giorni una mail in cui vi verrà indicato il link in cui recuperare sia le presentazioni che la registrazione. Matteo Castagna, buongiorno, quindi PEC e REM non potranno coesistere. Se non viene effettuato il passaggio da PEC a REM, la PEC non avrà più alcuna efficacia, giusto? Esatto, non potrà inviare messaggi, non ci sarà possibilità di inviare, non c'è più l'infrastruttura. Fammi capire una cosa, Flavio. Io, ad esempio, immaginiamo che ho la PEC, roberto.costantin@pecveneto.it. Non faccio questo. Ora, se faccio il passaggio, quella PEC, sempre roberto.costantin@pecveneto.it, si trasforma in REM. E problemi non ce ne sono. No, tu andrai a fare di nuovo un nuovo messaggio, manderai come adesso il messaggio e vedrai qualcosa di diverso perché i testi saranno magari anche in lingua inglese, insomma, però alla fine riceverai sempre un'accettazione, una consegna. Okay? Va bene, d'accordo. Quindi la mia attuale PEC si è trasformata, non cambia nome e si trasforma in REM. Esatto. Se non lo faccio, questa roberto.costantin@pecveneto.it rimane PEC, quindi se qualcuno... Non rimane PEC, la PEC non esiste. E cosa diventa? Solamente un contenitore presso qualcuno? Presso noi vi diamo la possibilità comunque di accedere perché comunque c'è un contratto che dobbiamo Ma se qualcuno prova a scrivere riceve un messaggio di non consegna. non esiste. Non esiste non proprio. È presente all'interno, arriva, ma arriva non perché esiste. c'è il routing del dominio, quindi ti fa arrivare il messaggio qualunque esso sia, perché quello è relativo al protocollo di posta elettronica, quindi arriva comunque nei server del sistema di destinazione, tuttavia quando si va a cercare la casella il sistema dice no, la casella non esiste. Se non diventa REM non esiste più, basta, quella casella non esiste più, chiarissimo, già proprio questo fa capire che basta. Quindi o si passa alla REM o non esiste più quella casella. Molto, vabbè. Monica Cacco, dalla REM sarà ancora possibile inviare mail ad indirizzi di posta ordinaria? Sì, Monica. Giampiero Leo, 50 GB come prima, ma noi 50 giga non li avevamo. Tu avevi PEC Veneto, Giampiero? L'avevi forse comprati a parte?
Poi ci sentiamo, ci fai sapere. Spettatore anonimo, seppur non standard, non è preferibile avviare l'integrazione tramite API in alternative ai protocolli SMTP e IMAP che ormai hanno tra i 20 e 30 anni di età? È una scelta tecnologica. Allora, se io, diciamo, come azienda, e probabilmente lo faremo perché abbiamo tante esigenze, quindi ci servirà, insomma, metto a disposizione delle API, va benissimo, però diciamo l'integratore che cosa dovrà fare? Dovrà integrarsi con le mie API per utilizzare, per inviare e consultare la casella, e va benissimo. Una volta che magari diciamo Namirian, spero che non accada mai, ma non sarà più fornitore di Back Veneto, e atterrerete su un altro gestore, l'altro gestore fornirà delle API diverse. Quindi l'integratore dovrà risviluppare l'integrazione. Ok? Quindi questo è un costo. Se diciamo, decidete di accollarvelo, va bene, però è un processo non standard che io sinceramente mi sento di sconsigliare. Non è detto che una cosa che sia vecchia diciamo non funzioni. Lo standard IMAP viene diciamo aggiornato, viene mantenuto, è uno standard complesso e completo, e quindi a mio avviso, cioè, nonostante la venera età, funziona bene, insomma. Ok. O magari no, ma diciamo l'IMAP sì. Insomma, non sempre è vecchio da buttare, no? E parlo per me. Francesca Altieri, lato PA ULS, effettivamente 10 giga risultano troppo poco rispetto al precedente gestore, e lato archivio non sono chiare le funzionalità. Anche lo svuotamento delle cartelle di archivio non sono chiare, ho aperto ticket anch'io. Questo è l'ULS 5 Polesana. Consiglio sali in merito. Certamente Francesca, guarda, faremo magari assieme anche al collega Giampiero, Leo, magari un approfondimento assieme a voi, volentieri. I giga possiamo estendere quanto volete, non è che è un problema tecnico. No, ma più che altro magari trovare una quadra, insomma, trovare un equilibrio. Giuseppe Rasà, è possibile ottenere la documentazione degli standard ETSI e le policy IT? Gli standard ETSI sono disponibili su internet, non so se c'è da pagare qualcosa sinceramente, comunque sono disponibili su internet. Marco Tardivo, quanto appena illustrato per rispondere al partecipante sulla firma digitale potrebbe essere utilizzato per consentire l'identificazione di chi vuole operare dalla casella REM? Ci semplificherebbe. Non mi ricordo cosa avevamo risposto. Allora, quanto appena illustrato per rispondere al partecipante sulla firma digitale potrebbe essere utilizzato per consentire l'identificazione di chi vuole operare sulla casella REM. Cioè, forse no, non so se ho già risposto, cioè che si può diciamo, utilizzare la firma digitale per identificarsi in modo certo, forse. Non lo so, non mi ricordo adesso cosa avevamo, Marco, a cosa si riferisce. Isabella Panarotto, il registro imprese ora verifica la permanenza della validità del domicilio digitale e procede con assegnazione d'ufficio e sanzione ai sensi dell'articolo. Dovrà essere effettuata una campagna informativa ampia per sensibilizzare le imprese a questo cambiamento. Beh, penso proprio di sì, Sì, commercio, Union Camere sicuramente. Anche Agit stessa. Ma certo, sì. Assolutamente, sicuramente sì, perché cioè, non esisterà più la PEC, ovviamente tutti quelli interessati saranno informati e spero per tempo. La PEC è un veicolo di comunicazione di documenti informatici, ma non mi garantisce l'autenticità del documento inviato se non è firmato digitalmente. Sì. Esatto. Nel caso di invio tramite REM, che se ho ben capito mi garantisce l'identità del mittente. Sì, ma si parla sempre di trasmissione, di esatto. Un meccanismo l'allegato può essere anche avulso dalla PEC, no? Quando lo estrai lo mandi in conservazione o altre cose. Anche se però questa considerazione si lega con la domanda precedente, no? Sì, se è paragonabile a una firma digitale, è un tema. Insomma. È un tema, sì, è un tema molto interessante. Magari non verrà risolto con la prima versione della REM? No, ma potrebbe essere un'interpretazione, sì, un'interpretazione della normativa, quindi non credo ci sia un problema tecnico. No, chiaro, la normativa, certo, certamente. Maurizio Barbazza, considerato che la REM innalzi i livelli di sicurezza, sarebbe importante una formazione sull'utilizzo della gestione all'interno delle aziende, soprattutto di medie e grandi dimensioni. Oggi molte caselle sono ad uso personale o discrezionale. Sì, giusto Maurizio, ha un impatto organizzativo sicuramente alla cosa, per tanti motivi, no? Da riconoscimento all'utilizzo, sicuramente.
Però è anche vero che magari, se Maurizio, potremmo riproporre dei webinar di approfondimento anche nel momento, forse nel momento in cui potremo toccare con mano ste REM. No, sono un oggetto che cominciamo a conoscere adesso, poi l'utilizzo vero, l'impatto sul nostro lavoro magari lo capiremo veramente usandolo, però volentieri, assolutamente sì. Spettatore anonimo. La PEC è un veicolo di comunicazione di documenti informatici, ma non mi garantisce l'autenticità del documento inviato se non è firmato digitalmente. Nel caso di invio tramite REM, che se ho ben capito mi garantisce l'identità del mittente, se deve ancora firmare il documento informatico digitalmente per assicurarsi la paternità, è quello che è più o meno sì, la è risposta sempre è questo sì, tema che si però ripresenta, Flavio. diciamo che sì, insomma, si presta a un'interpretazione, a un approfondimento, però in Sì. generale assolutamente sì, dovete firmare i documenti per la sottoscrizione, ecco. Chiaro, chiaro. Quali sono da specifica i tempi massimi di recapito di una REM? 24 ore. Ok. Luigi Girardi, buongiorno. Per le REM istituzionali legate a sistemi di protocollo, ad esempio, come avrà trattato il terzo fattore per l'identificazione? Non sarà un umano a rispondere? Sì, Avremo sarà un umano a chat. rispondere. Deve essere un umano a rispondere, per forza. Sì. Però la password temporanea ci risolve un pochino questo problema. Spettatore anonimo, la REM è equiparabile alla PEC ID che è rimasta sulla carta, che io sappia? In parte per quanto riguarda l'identificazione di mittente e destinatario. Poi per il resto assolutamente no. Okay. Lorna Guiotto, in merito al domicilio digitale INAD, è previsto che sarà operativo, la REM sostituirà il servizio o sono complementari? No, sono due cose. L'INAD è un indice, ok? Sì, solo l'indice. Quindi la REM è un mezzo di trasmissione, sono i standard di trasmissione. Quindi è un indice che contiene l'elenco, dovrà contenere l'elenco dei domicili digitali dei cittadini. Quindi quando prenderà, diciamo, il via non lo so, ne sono state dette tante, quindi diciamo non lo sappiamo, però è un indice che si somma all'IPA, ad esempio, e al registro imprese, a Rechind per gli avvocati, ok? Mm-hmm. Quindi complementare, possiamo dire, complementare. Direi una cosa diversa, ecco. Sì, un elenco, sono le pagine gialle del, no? Delle PEC, pagine bianche, ecco, delle PEC, che siano PEC o siano REM, cambierà poco per lui, avrà un indirizzo. Il domicilio digitale prescinde dalla tecnologia. Certo, Poi certo. dopo il CAD ci dice che il domicilio digitale deve essere implementato secondo i dettami EIDAS, ok? Certo. Laura Franco, la conosci, Flavio? Sì. In una realtà come Regione Veneto, dove abbiamo circa 130 PEC, significa che ogni direttore dovrà richiedere il rilascio della REM. Dovrà accedere alla casella intestata, generare il token e poi comunicarlo al sistema di protocollo. Al cambio di direttore, il nuovo direttore dovrà effettuare il cambio dell'intestazione con un nuovo token, altrimenti si continuerà ad usare lo stesso inappropriatamente fino alla sua scadenza. Sarà possibile sapere in anticipo quando scadrà il token per non causare interruzione al servizio? Assolutamente, c'è scritto la data. Non sono sicuro però che questo interrompa il servizio, perché c'è un subentro e quindi non si modifica l'operatività della casella. È previsto il subentro nel è previsto il subentro secondo certi limiti, sì. Beh, allora, quanto portato da Laura effettivamente ha un aspetto, un impatto organizzativo, operativo. No? È operativo organizzativo, assolutamente. Bisogna organizzarvi, ripensare quello che oggi invece non facevamo, ma insomma, più di tanto. Matteo Castagna, il mio comune ha solamente una PEC. Questa PEC viene gestita da 2 o 3 operatori. A seguito del passaggio da PEC a REM, ogni operatore, oltre a accedere con la password temporanea, cosa deve fare? Diciamo che con la REM diciamo, l'intestatario è uno e l'autenticazione a doppio fattore quindi è legata alla persona. Okay? Tuttavia diciamo, c'è un meccanismo che consente di delegare, cioè di creare una password temporanea, ma solo per le applicazioni. Okay? Dopodiché diciamo, stiamo lavorando per capire
come mantenere il meccanismo di delega. Ok, Matteo Castagna poi precisa integra la domanda precedente per mandare una REM, intendo, sì, certo. Sì. Marco Tardivo, in sintesi la migrazione dalla PEC alla REM è necessaria per poter ancora usufruire di tale mezzo di comunicazione, giusto? Esatto. Sì, sì. Gianluca Provenzano, quindi il passaggio dalla PEC alla REM avviene in maniera automatica o bisogna fare di nuovo la procedura come si è fatta con la PEC? Il passaggio dalla PEC alla REM prevede due operazioni, l'operazione di reidentificazione e l'operazione di assegnamento di nuove credenziali che prevedono il doppio fattore. Quindi sostanzialmente manterremo magari username, ovviamente sì, perché corrisponde all'indirizzo di PEC, la password potremo anche mantenerla, mentre verrà attivato il secondo fattore. Okay. Daniela Pivato, che previsioni di costi per la conversione da PEC a REM e per il mantenimento della REM nel tempo? Cambieranno quindi? Ci cambiano a livello, diciamo, di produzione, cambiano i costi, aumentano naturalmente, però insomma quello è un dettaglio diciamo legato al singolo provider, insomma, no? Quindi sicuramente aumentano. Sì, Ecco, aumentano poi i costi, poi certo. come questo si trasformi in un aumento di prezzi, questo non lo so, insomma, io sono un tecnico alla fine. Certo. Beh, poi bisogna dire una cosa, poi noi abbiamo una convenzione in essere con Amirial, quindi Certo. tutte le PEC attive, Grazie, PEC sì. con chiocciola dominio pecveneto.it, ne parleremo al momento, insomma, vedremo. Spettatore anonimo, non ho capito come possa essere ammesso da un punto di vista giuridico che una REM possa inviare una non REM. Lo standard REM lo permette con quali garanzie se non l'avvenuta spedizione, quindi manca la ricezione? Sì, allora, lo standard REM lo permette, come lo permette la PEC, che testimonia che tu, mittente, hai spedito in quell'orario. Quindi ti dà uno strumento per dimostrare che hai spedito, finisce lì, in modo similare alla REM, scusate, alla PEC, no? Quindi consente di attraversare un meccanismo che consente comunque di uscire dal perimetro chiuso della REM, però insomma ti dà le garanzie che può darti, cioè fino all'invio, che sono sufficienti per inviare le fatture, per esempio, in alcuni contesti sono sufficienti. Okay? Ah, giusto. Matteo Badoer. Attualmente ci sono dei limiti nel peso degli allegati inviabili e i gestori offrono limiti diversi, chi 30, chi 100. Sapete già se esiste un limite di peso complessivo definito di standard o se lo stanno valutando? No, gli standard non entrano in questi dettagli, quindi diciamo che non c'è un limite stabilito, ma comunque presumibilmente ovviamente non andremo sotto a quello che è adesso quello della PEC. Ok. Ok. Spettatore anonimo. Sono della segreteria dell'ufficio appalti di un ente. La REM deve essere inviata autenticata con le mie credenziali password o con quelle del dirigente? Dipende da come siete organizzati, quindi diciamo che inizialmente dovrà essere, diciamo, il richiedente dovrà avere titolo a richiedere quella casella, quindi immagino quello del dirigente, dopodiché il dirigente potrebbe anche dare la delega per intestare la casella direttamente diciamo, un'altra persona fisica. Okay. Però questo nel campo della pubblica amministrazione, ripeto, abbiamo necessità di ulteriori approfondimenti. Diverso dal campo delle imprese, dove è più chiaro. semplice. Stefano Ghezzi, per quanto tempo il gestore REM deve conservare i log e cosa contiene precisamente il log? È uguale allora, queste direttive sono state inserite in quelle della POICT e quindi redatte dal gruppo di lavoro, e il log dovrà contenere, cioè all'interno della specifica cosa esattamente dovrà prevedere, ma sono tutte informazioni che sono contenute all'interno del dati cert XML, quindi verrà salvato sostanzialmente quello all'interno del log e dovranno essere mantenuti come adesso manteniamo quelli da PEC, quindi per 30 mesi. Ok.
Rocco Colò, l'indicazione dell'impronta hash sul documento inviato tramite REM può sostituire la firma digitale? È un po' No. L'hash è un meccanismo, diciamo, un algoritmo matematico che ti permette di, diciamo, trovare, di identificare un identificativo univoco per, diciamo, una stringa di informazioni, no? Quindi l'hash è una parte del processo di firma. Una volta ottenuto l'hash, poi si applica un altro, cioè, si applica sopra un meccanismo di esponenziazione, diciamo, un meccanismo previsto dalla firma che consente, oltre a stabilire univocamente il documento, anche di stabilire la paternità, diciamo, chi è il sottoscrittore di quel documento. Quindi l'hash è una parte del processo, l'ottenimento dell'hash di un documento è una parte del processo di firma. Grazie. Enrico Cazzola, l'introduzione della REM avrà qualche riflesso sull'attività di swap, sportello unico, Flavio, in particolare per quelli con il portale Imprese un giorno e per gli enti iscritti a tale portale? Beh, io non conosco esattamente l'attività dei swap, immagino che invino, vedo che inviano, insomma, tante PEC, quindi in modo automatico, e quindi credo che si intenda se si potrà mantenere questo tipo di automatismo. Direi di sì, con la password che ci siamo detti, insomma. Silvana Teneggi, ma se lo SPID andrà a morire e per la posta certificata che arriva al protocollo di comuni a cui cediamo, tutto mi sembra in alto mare. Su SPID che andrà a morire vedremo, perché qua siamo tutti alla finestra, non sappiamo cosa dirti effettivamente. Alessandro Murari, mi sembra di aver capito che la REM contempla già il concetto di delega. Nel caso delle caselle condivise utilizzate da più utenti integrate con altri applicativi, può gestire il fatto che delega l'autentificazione utente all'applicativo chiamante? Allora, in realtà diciamo, non contempla il concetto di delega la REM, quindi dobbiamo capire come farlo incastrare con, diciamo, con lo standard. Okay? Questo è lo sforzo che dobbiamo ancora fare, quindi dobbiamo capire come fare, non lo contempla in questo momento. Silvana Teneggi, ma per i piccoli comuni i costi aumenteranno molto? Posso rispondere in parte io. Silvana, se voi state utilizzando le PEC che diamo noi gratuitamente, i costi verranno assorbiti da regione. E se invece le avete acquistate autonomamente, il libero mercato che poi decide, della libera concorrenza deciderà i costi delle REM. Staremo a vedere, probabilmente ci saranno anche forse la possibilità dell'acquisto in MEPA. Ancora presto adesso forse per poterlo stimare. Marco Tardivo, rimane la possibilità di inserire filtri per limitare l'uso della REM to REM per evitare la posta spazzatura? Allora, sì, cioè il blocco per bloccare la posta ordinaria all'interno della casella REM, per non ricevere posta ordinaria, sì, rimarranno possibili filtri. Poi diciamo che la possibilità che ci sia posta spazzatura se chiudiamo tutto, cioè se permettiamo solo il REM to REM, si limita, perché l'accesso, avendo, diciamo, ristretto l'accesso con l'autenticazione multifattore, diventa più difficile rubare le credenziali di una casella, no? Quindi diventerà più sicura. Allora, guarda, le domande e le risposte mi pare che le abbiamo. Ah no, ce n'è ancora una di Luca Gallo. Un'unica persona può avere più REM intestate? Certo, certo. Ok. E invece vedo nelle chat quali sarebbero questi dati significativi modificabili senza essere rilevabili? Da quali Quella c'era già. Abbiamo già risposto. Servizi che attualmente si occupano automaticamente del download delle PEC, ma abbiamo già risposto. Poi Rodolfo Barbolini, non è chiaro il passaggio, cioè ci sarà un giorno X in cui le caselle
non potranno più ricevere mail, sarà quindi sì, ma vedo che in realtà sono le domande hanno che hanno scritto messo poi in da quest'altra chat e parte. poi le hanno riportate nella domanda e risposte. È possibile inviare un indirizzo posto ordinario, ma anche delle aziende la casella pagina dei propri dipendenti. No, ecco, va bene, abbiamo visto che queste domande sono state poi riportate nelle domande e risposte. Allora, non so se abbiamo soddisfatto tutte le vostre domande. D'altra parte capite che è ancora qualcosa in progress, no? Dobbiamo aspettare anche le specifiche di Agide, nuove indicazioni. Ci sono argomenti che sono nel tavolo, no, a Roma, no, che vanno chiariti ancora. Avete capito che per quanto riguarda la REM, la cosa un po' più facile per il privato diventa un po' più complesso per la PA, proprio per la specificità che abbiamo noi pubblica amministrazione, ma insomma c'è Agit e Agit conosce la realtà, i fabbisogni della PA, no? Quindi cosa significa questo? Che alcune domande troveranno risposte più complete, insomma, andando avanti col tempo. E man mano che usciranno queste specifiche, questi standard, magari raccoglieremo, ripeto, magari per fine anno, se ci saranno delle novità importanti, le raccoglieremo e faremo ancora un incontro simile per aggiornarvi. Poi chiedo a Federica, raccoglieremo comunque tutte le domande e le risposte come abbiamo fatto di solito, no? Sì, certo, confermo. Ok. E poi abbiamo da risolvere la questione dello spazio che esula dalla REM, dello spazio della casella PEC in uso che ci sono state segnalate, poi contatteremo direttamente i colleghi. Invece volevo rassicurare per quanto riguarda il dominio @pecveneto.it. Chi lo utilizza, come avete capito, abbiamo una Mirial. La Mirial è il nostro fornitore che ci fornisce questo tipo di PEC. Se voi le usate, poi insomma andremo noi regione assieme appunto a Flavio, a Mirial, a cercare di creare un coordinamento per la migrazione da PEC a REM. Abbiamo un anno e mezzo, grosso modo, forse un po' meno, no? Perché hai detto metà 24? Non prima di giugno 2024. Non prima. Quindi Spero che non lo facciano oltre sappiamo, luglio e agosto, non le siamo in prendete, vacanza. non andate in giro a dire ste date perché sono No, va bene, ho valutazioni, capito, che diciamo, valgono. modo Sì. di dire naturalmente, Magari sarà sono per fine valutazioni. anno, sarà per fine Per anno. avere un riferimento temporale, ecco. Ok, comunque Questo nel dovrebbe esserlo, 2024 ma non lo probabilmente. sappiamo, ecco. Potrebbe uscire anche prima di giugno 2024, perché ce lo dirà il DPCM, non lo sappiamo. E quindi aspettiamo il DPCM. E vabbè, quindi signori, dobbiamo aspettare per forza. Comunque appena avremo delle novità vi terremo informati. Per chi appunto, ripeto, utilizza le PEC date fornite dalla regione, cercheremo di coordinare il passaggio affinché sia il più indolore possibile. Io vi ringrazio perché siete stati presenti veramente fino alla fine, insomma, quindi l'argomento è di interesse. Vi ringrazio veramente tutti di cuore. Quindi appena ci saranno novità vi terremo informati. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie Buona a tutti. giornata, grazie Flavio. Prego.